Grazie a tutte e a tutti della presenza, è veramente un onore avere presente a questo convegno il nostro segretario generale Luigi Sbarra, che ha voluto dare attenzione alla nostra ormai stabile presenza a Job Orienta. È il sesto anno consecutivo in cui la CIS del Veneto è presente, cerca di incontrare molte giovani che stanno cercando orientamento per il loro futuro, diciamo di studi e di lavoro, e abbiamo cercato sempre, cerchiamo di farlo anche quest'anno, di essere portatori di una cultura del lavoro nei confronti dei giovani. Purtroppo la cultura dominante in questa fase non mette il lavoro al centro dell'esistenza delle persone. Da una parte sembra prevalere una certa cultura assistenzialistica che non impegna le persone sul vero senso del lavoro anche come costruzione della propria identità. Dall'altra parte sembra che le parti importanti della vita delle persone non siano più nel lavoro ma siano su altri tipi di attività, su altri tipi di impegni. Ecco, il sindacato a Job Orienta vuol dire anche parlare con i ragazzi sull'importanza di lavorare come non solo momento di crescita e di espressione di sé, ma anche come costruzione della comunità. E quindi anche quest'anno portiamo questo messaggio forte ai ragazzi e soprattutto ci mettiamo in ascolto. Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, facciamo un sondaggio con i ragazzi. Questa mattina hanno già risposto in 600 che sono passati per il nostro stand e vogliamo soprattutto da loro avere un polso sulle aspettative, sulle speranze, sull'approccio rispetto a questo futuro così incerto. E quindi grazie anche a tutte e a tutti che avete scelto di essere qui oggi pomeriggio per condividere una riflessione rispetto a quello che per noi è uno degli strumenti principali, fondamentali da rilanciare per far incrociare scuola, lavoro, giovani, adulti, formazione e attività lavorativa, e che è l'apprendistato. Partiamo con qualche informazione, qualche dato. Il tasso di disoccupazione giovanile nel Veneto, come vediamo, è un tasso di disoccupazione sicuramente con numeri migliori rispetto a quello che è presente nella media nazionale, ma non sono numeri che vanno sottovalutati o che vanno ignorati, hanno bisogno di politiche specifiche. In particolare noi vediamo il tasso di disoccupazione fra i ragazzi dai 15 ai 24 anni che è calato dello 0,6% rispetto al 2010, quindi è stabile sostanzialmente nel giro di un decennio. Abbiamo il numero di net, che sono i giovani, come sappiamo, che non lavorano, non studiano, non sono impegnati in altre attività, che è diminuito del 2,9% in 10 anni, ma soprattutto i dati che vediamo raffigurano una realtà che è quella dell'impatto del Covid, che è di un forte peggioramento di tutti gli indicatori. Questo vuol dire che questa uscita dalla fase pandemica deve essere accompagnata anche con politiche specifiche di attenzione al lavoro dei giovani. In Veneto ogni anno ci sono 362.000 contratti di lavoro che riguardano persone al di sotto dei 30 anni. Sono attivazioni di contratti, quindi possono essere contratti che durano anche pochi giorni, però sicuramente è un mercato del lavoro che non è un mercato del lavoro statico, è un mercato del lavoro abbastanza dinamico anche per i giovani. Ci interessa però capire come i giovani entrano nel mercato del lavoro. I dati di Veneto Lavoro sono molto chiari, quasi metà dei giovani, il 44%, stipulano contratti a tempo determinato. Un altro 15%, 16% quasi, stipula contratti di somministrazione. Quindi diciamo che 6 giovani su 10 hanno dei contratti di tipo flessibile, seppur a tempo determinato o con la somministrazione. L'apprendistato è al terzo posto, ma molto distanziato rispetto alle forme, diciamo, di contratto principale,
perché questo è il dato del 2019, arriva al 12,4%, cioè 12 ragazzi su 100 che stipulano un contratto di lavoro in Veneto lo fanno tramite l'apprendistato. Altre forme utilizzate sono il contratto a chiamata, il tirocinio o stage, il tempo indeterminato vedete che sono solo il 7%, e quindi qui si pone un tema molto importante. Noi vogliamo concentrarci oggi sull'apprendistato, che oggi non è il contratto principale che permette l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Un altro dato interessante è quello che riguarda i tirocini extracurricolari, che sono 40.000 ogni anno in Veneto a fronte della stipulazione di 47.000 contratti di apprendistato. Anche qui un utilizzo forte dei tirocini extracurriculari. Il dato non è proprio paragonabile, perché sapete che i tirocini extracurriculari non riguardano solo i giovani, riguardano anche le persone che cercano ricollocazione nel mondo del lavoro, e seppur i dati veneti di poche settimane fa ci dicano che circa una persona su due che fa un tirocinio poi nel giro di pochi mesi è occupato con un contratto di lavoro, però certamente soprattutto nella fascia giovanile abbiamo molti elementi che ci fanno pensare che ci sia anche un abuso di questa forma di inserimento lavorativo dei giovani, che, ricordiamolo, non è un contratto di lavoro, ma è solamente un percorso di inserimento formativo che dovrebbe poi portare a un contratto di lavoro. Qualche parola per dire chi sono gli apprendisti in Veneto. Quanti sono gli apprendisti? Queste sono le assunzioni con contratti di apprendistato nella nostra regione dal 2008 fino al 2020. Vediamo che c'è stato un calo dal 2008 fino al 2015, diciamo abbastanza costante. Nel 2015, anno del decreto legislativo 148, quindi della riforma che ha anche innovato e migliorato alcune normative sull'apprendistato, c'è stato una costante crescita fino al 2019, e poi vediamo come la pandemia abbia impattato in maniera molto molto pesante anche sulla stipulazione di contratti di apprendistato. Nel 2021 cosa sta succedendo? Questi sono i dati aggiornati ad ottobre. Si stima, se i mesi di novembre e dicembre continuano con le tendenze degli anni precedenti, che arriveremo a 43.500 contratti di apprendistato nel 2021 in Veneto, sicuramente meno del 2019, diciamo anno un po' di riferimento. C'è anche da dire che i primi anni del 2021 eravamo in un parziale lockdown ancora, che ha rallentato le dinamiche di assunzione, e per esempio questo viene testimoniato dal dato del mese di ottobre, come vedete, che vede un numero di assunzioni con l'apprendistato superiore rispetto anche al 2019, quindi c'è qualche segnale interessante anche di ripresa delle assunzioni in apprendistato. C'è un tema che vale la pena evidenziare, anche visto il tema che abbiamo affrontato all'inizio di questa giornata, le differenze di genere. Anche nell'apprendistato purtroppo ci sono forti differenze di genere, circa 6 apprendisti su 10 sono maschi e solamente 4 su 10 sono femmine, quindi qui c'è anche probabilmente da interrogarsi rispetto all'accesso anche delle ragazze al mondo del lavoro, se rispetto al totale delle assunzioni vengono penalizzate dalla forma dell'apprendistato, oppure se la dinamica è complessiva rispetto alle assunzioni e quindi segna, diciamo, una penalizzazione, una discriminazione di genere complessiva di ingresso nel mercato del lavoro. Come sappiamo, ecco uno dei temi. Prego Elena, c'è il posto qua. Grazie all'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan che ci ha raggiunto. La ringraziamo anche lei per questa attenzione, perché Job Orienta per l'assessore al lavoro del Veneto è una maratona infinita, e quindi anche quest'anno, però come tutti gli altri anni, non ha voluto far mancare la propria presenza al convegno della CISL, quindi davvero grazie Elena per l'attenzione che ci hai dedicato anche quest'anno.
Ecco, per quello che riguarda, stavamo analizzando i dati delle assunzioni di apprendistato con riferimento al genere, dove anche qui si evidenzia una diciamo, penalizzazione, una sorta di discriminazione anche nell'accesso all'apprendistato da parte delle donne. Come sapete ci sono 3 tipi di apprendistato, oggi vorremmo un po' analizzare tutti e 3 i tipi di apprendistato, tutti e 3 riscritti diciamo dalla 148 del 2015. Questa riscrittura mi viene da dire, poi sentiremo anche i contributi dei nostri testimoni, fa dire che oggi non abbiamo un problema normativo sull'apprendistato, ma un problema più di comportamenti degli attori nel mercato del lavoro. Per quello che riguarda le 3 forme di apprendistato c'è diciamo, un comportamento da parte delle imprese che assumono molto differente. Oggi il 95% dell'apprendistato, delle assunzioni in apprendistato in Veneto sono sull'apprendistato professionalizzante, quindi quello di secondo livello, un po' più basso della media nazionale perché abbiamo un sistema duale un po' che sta iniziando a funzionare, no? Quindi quel 5% diciamo, è un po' più alto di quello che c'è nella media nazionale. L'apprendistato di primo livello invece è partito, si è iniziato a praticarlo, è quello che riguarda i ragazzi che frequentano le scuole professionali, gli istituti tecnici. Come vedete il 60% dei ragazzi e delle ragazze assunte con l'apprendistato di primo livello sta frequentando un percorso che porta a un diploma professionale, 1 su 3, il 32% verso una qualifica professionale, molto meno le altre forme di formazione da questo punto di vista. C'è da sottolineare che gli apprendistati di primo livello, poi magari l'assessore ha qualche dato anche più aggiornato, gli ultimi che abbiamo visto sono quelli di INAP, che però sono relativi al 2018, parla per tutto il nord-est, perché non c'è il dato nel rapporto solo del Veneto, di 4.654 apprendisti di primo livello, che vuol dire però non solo Regione Veneto, ma anche Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. I migliori dati a livello nazionale per quello che riguarda l'apprendistato di primo livello si trovano nell'Alto Adige, che ha una tradizione, diciamo, e anche delle dotazioni finanziarie diverse da quelle che possiamo mettere a disposizione come sistema regionale, perché il 53% degli apprendisti di primo livello sono apprendisti che vengono assunti con l'apprendistato duale in Alto Adige. Seconda regione è la Lombardia, dove se ne fa il 34%, quindi un apprendista di primo livello su 3 è in Lombardia. Terza il Veneto, che però fa il 6%, quindi c'è anche un divario interessante che magari dopo proviamo ad approfondire rispetto anche alla Lombardia. L'apprendistato per l'alta formazione e per la ricerca, come vedete, che per noi è una delle forme di apprendistato che va fortemente rilanciato, perché riguarda ragazzi e ragazze che fanno l'università, ma anche quelli che fanno gli ITS, su cui in Veneto c'è una forte spinta sia da parte della regione che delle associazioni datoriali che del sindacato. Vedete che in Veneto gli apprendisti per l'alta formazione e la ricerca, anzi scusate, nel nord-est sono 144, quindi abbiamo dei buoni margini di miglioramento, ecco, da questo punto di vista. Cosa dire? Qualche riflessione prima di dare il via al confronto fra i nostri testimoni. La prima questione è questa: su quale base le imprese scelgono la forma contrattuale con cui investire i giovani? Adesso torno sulla slide precedente che l'assessore non aveva visto. Così vengono suddivisi, diciamo, i contratti di lavoro dei giovani under 30 in Veneto, in base ai dati di Veneto Lavoro. Su cosa le aziende basano la loro scelta? È una scelta sull'apprendistato basata sulle convenienze economiche. Sappiamo che in questi ultimi anni il governo nelle varie leggi di bilancio ha stanziato molte forme di incentivazione dell'assunzione dei giovani che paradossalmente vanno quasi a penalizzare l'apprendistato, perché pagando i contributi rispetto alle assunzioni dei giovani ci sono altre forme di contratti che sono più vantaggiosi rispetto al contratto di apprendistato.
È una competizione sul costo del lavoro dei giovani, l'investimento formativo che c'è nell'apprendistato è un costo eccessivo per l'azienda o è un investimento? No, queste sono domande che dovremmo farci rispetto al mondo delle imprese sul tipo di scelta che fanno per quello che riguarda l'assunzione dei giovani. Va fatta però un'analisi nel post pandemia perché penso che possiamo dire che è chiaro per tutti che siamo anche in un mondo nuovo rispetto anche al 2019. Dopo la pandemia, secondo noi, le imprese dovranno gioco forza cambiare le strategie e le modalità di scelta, perché le imprese, anche le imprese del nostro territorio, hanno davanti sfide molto diverse rispetto a quelle che avevano prima della pandemia. E le sfide che noi vediamo quotidianamente, provo a sintetizzarle con alcuni titoli, perché poi ci vorrebbe un approfondimento più dedicato. La prima sfida per le imprese oggi in Veneto, per le imprese di tutti i settori, mi viene da dire, è la scarsità di personale, la carenza di personale, la difficoltà di reperimento di personale con le giuste qualifiche rispetto a quello che serve all'impresa. La seconda grande sfida è la carenza di competenze ibride fra la tecnologia, la conoscenza, la capacità anche di lettura, di interpretazione dei dati, la capacità di relazione, le capacità, diciamo, adattivi, che sono quelle che possono anche rispondere ai nuovi modelli organizzativi che le imprese stanno mettendo in piedi. La terza sfida è quella della necessità di un adeguato ricambio generazionale in ogni ambiente lavorativo. Questo vale anche per il pubblico, non solo per il privato. La generazione dei baby boomers gradualmente sta andando in pensione e si pone anche un problema di sostituzione, non solo di innovazione, di nuove professioni e nuovi lavori, ma anche di sostituzione di molte figure competenti, magari esperte dentro l'azienda, detentori, detentrici di sapere, che è difficile sostituire. Un'altra grande sfida è, quando si assume un giovane, molto spesso l'insufficienza delle competenze apprese in ambito scolastico, perché naturalmente una cosa è fare l'attività formativa scolastica, un'altra poi è entrare nel concreto ambiente di lavoro. L'ultimo punto che sottolineo come sfida per le imprese è anche affrontare, combattere questo fenomeno di fuga dei giovani dal nostro territorio e dalle nostre imprese. È un fenomeno rilevante anche nella nostra regione, si calcola che nel 2020 siano stati in Italia circa più di 200.000, nel 2020, quindi con la pandemia, i giovani che hanno lasciato il nostro paese per cercare lavoro altrove. E qui io sottolineo, il problema non è che i ragazzi veneti o delle altre regioni vadano a fare un'esperienza di studio o di lavoro all'estero, ma il problema è che non siamo capaci in questo momento di essere attrattivi verso i giovani di altri paesi o di altre regioni. Questo è uno dei temi sui quali le imprese devono costruire anche delle risposte. Ecco, perché il focus sull'apprendistato? Perché rispetto a queste sfide noi riteniamo che l'apprendistato, al di là delle questioni di convenienza economica legate alla decontribuzione o all'importo dello stipendio progressivamente ridotto in base al numero di anni di apprendistato, ma al di là di questo l'apprendistato secondo noi ha le caratteristiche giuste per rispondere alle esigenze nuove delle imprese. Perché? Primo, perché può essere lo strumento principale, lo strumento principe per mettere in contatto le scuole con le imprese. Questa è una sfida importantissima e l'apprendistato costringe in qualche maniera ad andare in questa direzione. Secondo, perché accompagna con la formazione l'acquisizione delle competenze e quindi accompagna il giovane anche dentro al posto di lavoro con il percorso scolastico. Terzo, che è collegato con questo, perché permette di fare la formazione on the job sul posto di lavoro, quindi la formazione quella concreta che serve per risolvere i problemi delle imprese e quindi garantisce anche la crescita del processo di apprendimento del ragazzo o della ragazza. Quarto, è un contratto di lavoro stabile e questo è un vantaggio, guardate, per il ragazzo naturalmente, perché l'apprendistato prevede poi con l'acquisizione della qualifica la trasformazione a tempo indeterminato, ma questo diventa, lo dico soprattutto per gli enti di formazione professionale,
un forte incentivo anche per le famiglie. Quando si fa orientamento per le famiglie, sappiamo che purtroppo la formazione professionale attrae meno di altri tipi di scuola, però se io insieme a un percorso formativo propongo già un percorso lavorativo che comincia dal primo giorno in cui comincia la scuola, diventa molto più interessante anche per la famiglia orientarsi verso quel tipo di percorso formativo. Un altro punto fondamentale dell'apprendistato è che abitua i ragazzi e le imprese alla coesistenza fra lavoro e formazione, che sarà uno dei driver fondamentali dei prossimi decenni. Non si può più pensare che c'è un periodo dedicato alla formazione e un periodo dedicato al lavoro, ma le due realtà dovranno convivere. Infine, lo cito perché l'apprendistato professionalizzante, rispetto ai temi anche che affrontiamo con la Regione, può anche essere uno strumento di politica attiva, perché sappiamo che non è rivolto solo agli under 30, ma può essere rivolto anche per esempio agli over 50 come percorso privilegiato di reinserimento lavorativo per chi ha perso un altro lavoro. Quindi anche questo diventa un elemento incentivante. In Veneto, lo dico anche per il nostro segretario generale, abbiamo costruito nel tempo tutte le condizioni, abbiamo, dico insieme, quindi una forte spinta della Regione, però tutti i soggetti ci hanno creduto, tutte le condizioni perché si possa dare questa spinta a favore dell'apprendistato. Ricordo che il protocollo regionale data 2016, e il protocollo regionale sul primo, secondo e terzo livello, che ha visto tutte le parti sociali insieme con la Regione, gli istituti di formazione, le università, gli ITS protagonisti di questo percorso, quindi è anche il momento di rilanciarlo, questo perché gli strumenti ce li abbiamo. Ricordo anche che nel 2016, poi è stato innovato e migliorato nel 2018, c'è stato il primo contratto regionale confederale dell'artigianato, in questo caso con le associazioni dell'artigianato, che ha disciplinato l'apprendistato di primo e terzo livello per le piccole e piccolissime imprese artigiane del Veneto e che ha spinto anche quel tipo di piccole imprese ad aprire le porte ai giovani. Quindi abbiamo tutte le condizioni, sia normative, sia di contesto e sia di cultura, per provare davvero a rilanciare l'apprendistato. Questo è il momento giusto per noi, perché c'è bisogno di lavoro da parte delle imprese, c'è bisogno di entrare al lavoro per i giovani, lo strumento cerniera è proprio l'apprendistato. Quindi oggi discuteremo di pregi e difetti di questa forma contrattuale, ma soprattutto abbiamo voluto coinvolgere nella discussione i rappresentanti degli enti formativi e delle imprese per capire anche quali azioni si possono mettere in campo perché questo auspicio al rilancio dell'apprendistato diventi realtà nei posti di lavoro. Quindi io darei il via anche all'ascolto dei nostri ospiti. Per una questione di spazi ci danno solo 3 posti, quindi i nostri 3 ospiti li chiameremo uno alla volta al palco. Cominciamo con Orazio Zenorini, che invito. Orazio Zenorini è presidente del FICEP, che è l'associazione degli enti di formazione professionale del Veneto. A lui, come diciamo, rappresentante di tanti enti di formazione professionale, rivolgiamo qualche domanda e anche diciamo, gli chiediamo un contributo sia di analisi ma anche poi di proposta rispetto all'apprendistato di primo livello, l'apprendistato per la qualifica. Abbiamo visto che sono ancora pochi gli apprendisti di primo livello in Veneto, anche se comunque la riforma è partita, il duale è partito. Ecco, è un problema della forma contrattuale o sono le istituzioni formative che si devono ancora adeguare? No? Questa è la prima domanda. La seconda, chiedo se il sistema duale, c'è un convegno parallelo nell'altra sala che parla proprio di duale, quindi è un tema di grande attenzione in questo momento. Il sistema duale in Veneto funziona o non funziona? Perché questa differenza, no, dal 33 al 6% dei contratti fra Lombardia e Veneto? E poi ti chiederei, Orazio, una proposta concreta per far crescere l'utilizzo di questa forma contrattuale. Grazie. Sentite, intanto buongiorno a tutti. Sono
contento di affrontare questo tema effettivamente, perché per noi è un punto, per noi enti di formazione è uno dei punti centrali. Lì, se vedete, c'è solo questa slide da parte mia, ma inquadra già sostanzialmente il sistema scuola e formazione professionale nel mondo del lavoro nella logica dell'apprendistato. Buona parte l'ha detto bene Gianfranco, io in questo momento lo sto rappresentando. Come vedete, quando si parla di apprendistato, articolo 43, siamo sul primo livello, il 44 è quello del mondo del lavoro diretto professionalizzante, il 45 è l'alta formazione. Ecco, poi ci tornerò su questo schema, intanto lo potete anche provare a interpretare. Ha detto bene Gianfranco, non siamo in carenza normativa. Effettivamente dal 2011 col decreto legislativo 167 fino al 2015 con l'81, poi ripreso anche nella riforma degli ammortizzatori sociali 148 che citava appunto Gianfranco, peraltro emanazioni del Jobs Act, se vi ricordate, del 2014. In realtà la norma dell'81, il decreto 81 porta parecchie novità dentro l'apprendistato. Poi io risponderò alle domande, ma ho bisogno di contestualizzarle. Parecchie novità, anche se va in continuità col 167 su un punto centrale, cioè l'apprendistato che cos'è? È un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani. Questo è l'apprendistato e quindi su questo dobbiamo fermarci, perché è esattamente questo. E nella sostanza il decreto legislativo 81 del 2015, qui in attuazione del Jobs Act, porta novità rispetto al 167. Una l'ha citata già Gianfranco, alcune cose le ha già dette, io le ripeto. Per esempio introduce nella sua forma professionalizzante la possibilità di assumere o comunque di contrattualizzare in apprendistato anche i non più giovani e anche chi ha perso il lavoro, e quindi è una novità importante. Ma io sono chiamato a parlarvi soprattutto e a dire qualcosa e a darvi possibilmente uno stimolo sulla parte che è quella dell'apprendistato duale. Sostanzialmente l'81 introduce l'apprendistato duale e quando diciamo apprendistato duale chiama due ci sono, l'ente di formazione da una parte e l'impresa dall'altra. Ecco, quindi si tratta di mettere assieme, si è trattato di pensare, mutuando anche il modello tedesco in qualche modo, ma poi declinandolo sulla modalità italiana. E nella sostanza vuol dire che in Germania il pallino ce l'ha l'impresa e da noi invece ce l'abbiamo assieme. Ecco, questo è un po' il punto, forse più spostato sulla parte formativa sicuramente. Comunque enti di formazione e imprese che devono coprogrammare, coprogettare e covalutare addirittura anche, quindi l'impresa è chiamata anche a valutare assieme l'impatto della formazione. E attenzione, l'altro elemento determinante è che l'apprendistato di primo livello è finalizzato a ottenere, è stato detto, qualifica professionale, diploma professionale, scuola secondaria superiore, quindi diploma di maturità, certificato anche di specializzazione, quello che compariva con l'1,1 poi per cento, che altro non è che questo IFTS che voi vi trovate lì, no? Che vi trovate lì, che è, come vedete, il passaggio nel sistema professionalizzante dal quarto anno agli ITS, che sono le academy, gli ITS evidentemente l'alta formazione nostra, questo canale qua che è ancora incompleto da noi, attenzione, è ancora da costruire e consolidare, tanto per capire gli ITS, che sono l'alta formazione professionalizzante italiana, ha 20.000 allievi, quella tedesca ne ha 900.000, tanto per capirci anche l'impatto, francese 600.000, quindi noi dobbiamo farne di strada. Il PNRR finanzia per 1,5 miliardi lo sviluppo degli ITS, ma deve, secondo me, essere interpretato, dovrebbe essere interpretato su tutta la filiera, ecco, non solamente sulla parte finale. Guardo Elena perché indubbiamente su questo è lei che eventualmente si gioca le sue carte. Quindi il primo livello dell'apprendistato, qualifica, diploma, certificazione di specializzazione, cioè questi IFTS. IFTS, voi sapete, sta per istruzione e formazione tecnica superiore. Sono dei quinti anni che di fatto diciamo, dovrebbero portare
o al lavoro, come vedete, sull'apprendistato poi di primo livello, o agli ITS appunto. L'apprendistato di primo livello si rivolge a ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni, quindi noi parliamo di questa fetta di popolazione e per almeno 6 mesi. Ecco, questo è un punto importante. Dicevamo che l'81 del 2015 ha portato novità importanti, queste sono le centrali, ne ha portate anche altre, per esempio non va sottovalutato che accanto agli sgravi contributivi c'è anche la parte retributiva dell'apprendista, che è fortemente favorita rispetto all'azienda, al 10%, eccetera, però del costo complessivo. Ma questo cosa dice? Dice che lo studente è insieme studente e lavoratore, quindi assume tutti e due gli status e questo è un elemento determinante nel rapporto tra formazione e lavoro. Bene, detto questo, nel Veneto siamo partiti con la sperimentazione nazionale, perché è partita con l'anno formativo 2016 e 2017. Arrivo ad oggi, qual è la fotografia? Poi Elena avrà sicuramente numeri più dettagliati, forse anche più precisi, io li ho ricavati nella sostanza da alcuni evidentemente dati che ho. 82 corsi di diploma professionale, ecco, 82 corsi di diploma professionale, 11 di percorsi triennali a qualifica duale. Ecco, questa è diciamo, la fotografia, quindi 93 corsi. Se teniamo conto che su 93 corsi facciamo che abbiamo un 15 allievi per corso, pensiamo ad avere 1500 allievi e sono previsti nel diploma 4 allievi minimo, no? Giusto? Guardo Gianfranco Zotta perché è un progettista e per cui non vorrei dire cavolate perché lui è più bravo di me su questo. Però 4 sono e se i conti sono questi, almeno dobbiamo sfornare a numeri pieni 400 contratti di apprendistato di primo livello. Ci dice Gianfranco, ma funziona o non funziona? Sì, funziona. Ma qual è, dal mio punto di vista, la svolta che ha preso nel Veneto l'apprendistato di primo livello? È stato 3 anni fa, quando assieme alla Regione, ai dirigenti di Elena, del suo dipartimento, abbiamo convenuto che con le risorse che arrivavano dal Ministero, sono sui 10-11 milioni di euro se non sbaglio all'anno, giusto? Con quelle risorse era molto meglio dopo la sperimentazione dei primi 2-3 anni di collocarli sul 4º anno di diploma, cioè creare proprio, ridurre l'impatto delle qualifiche per portarlo sul 4º anno di diploma. È stata la svolta dal mio punto di vista per una serie di motivi. Quindi funziona per questi motivi. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché questa scelta cosa ha portato? Che si è rafforzato il rapporto con le imprese. Cioè, insomma, le imprese, quando si tratta anche di entrare a prendere gente minori di 18 anni, qualche problema ce l'hanno, insomma, da tanti punti di vista, evidentemente, no? Forse anche temono anche effetti eventualmente normativi, se succede qualcosa, eccetera, eccetera. E quindi di per sé si trovano invece ragazzi già insomma, maturi, pronti, e quindi in quel modo lì aumenta anche il livello di fiducia proprio delle aziende nei confronti del meccanismo sostanzialmente. E riescono ad avere anche persone a disposizione per il loro fabbisogno, riescono a contribuire a formarle come ne hanno bisogno. Certamente non si può dire che questo sistema nei numeri sia quello che può o che in questo momento stia, come dire, attutendo o risolvendo il problema del mismatch tra formazione e imprese, ma sicuramente è un elemento che va nella direzione giusta, anche questo è un elemento importante. E poi, altro tema molto importante, si comincia a dare corpo a quella filiera centrale lì, perché se noi non abbiamo il ponte del 4º anno di diploma verso l'IFTS, evidentemente quella filiera che è considerata strategica per il nostro Paese, ricordatevi che anche a Draghi hanno fatto dire e parlare degli ETS, probabilmente non sa neanche esattamente cosa siano, ma insomma l'ha dovuto dire evidentemente, anche perché ci ha messo 1,5 miliardi lì del PNRR, insomma, ecco, questo è il punto. Allora, benissimo, abbiamo questi elementi che sono assolutamente determinanti. Ecco, le criticità, quali sono le criticità che evidenzio io? Beh, innanzitutto, per esempio, c'è un tema nelle nostre imprese medie e piccole
di intermediazione dei contratti di apprendistato legati ai consulenti del lavoro. È un tema chiave quello dei consulenti del lavoro. Devo dire, non so se ci sia un rappresentante dell'ANCL Veneto in sala, dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro del Veneto, abbiamo fatto assieme all'inizio, 16, 17, 17, 18, abbiamo fatto assieme una forte azione enti di formazione, FICEP in particolare devo dire, e loro, per sensibilizzare i consulenti su questo strumento, perché guardate che quando il datore di lavoro dice io lo prenderei e il consulente gli dice no, lascia stare che fai altro che casino, tanto per non andarci molto in là, non lo prende, cioè c'è poco da fare. Questo è un punto chiave. Ecco, io direi, se ci fosse qualcuno di ANCL, mutuando un po' i tempi, arriviamo alla seconda dose, alla terza dose, voglio dire, se possiamo, nel senso che va effettivamente va battuto questo tasto, questo è un punto chiave. Poi un altro elemento riguarda la lentezza con cui i contratti hanno negoziati, diciamo, a livello proprio di negoziazione sindacale, hanno recepito la misura. Anche questo è un elemento che ha creato difficoltà nell'attuazione del contratto. I numeri li abbiamo visti, insomma, nella sostanza a livello nazionale il 92% e oltre viene fatto con le qualifiche e il diploma nel sistema di formazione professionale, l'1% negli FTS, dal 5 al 7 nella scuola. Questi sono i dati, insomma, nella sostanza. Nell'insieme i contratti di apprendistato di primo livello sono il 4% complessivo dei contratti complessivi, con un aumento costante ma molto molto marginale. Ha bisogno di elementi propulsivi da questo punto di vista. Quindi anche la parte, Gianfranco, tua / vostra può fare la sua parte su questo. Poi mi dici la Lombardia, perché la Lombardia performa meglio? Beh, intanto devo dire una cosa. Sono modelli, quello lombardo e quello veneto, difficilmente paragonabili da tanti punti di vista. Poi però, se un minimo, non posso fare una disquisizione tecnica, ma posso dire che il nostro è un modello centrato e dentro tutti gli effetti il sistema educativo. Questa è la forza, dal mio punto di vista, del Veneto. La legge che ha voluto Elena nel 2017, la legge 8, porta la formazione dentro il sistema educativo. Ecco, diciamo che la Lombardia ha sposato più un modello da strumento, formazione, di politica attiva del lavoro. Sono due impostazioni molto diverse. Centrata sul sistema dotale, in Lombardia, la dote unico per il lavoro, passando anche adesso, negli ultimi 2 anni, ad un sistema dotale anche per gli enti di formazione, anche gli enti erogatori hanno un sistema dotale sulla loro storia di attività svolta e indubbiamente da un punto di vista tecnico, ecco questo sì lo dico, l'aver messo a bando più e più volte doti per l'apprendistato di primo livello, quindi aver creato proprio il canale finanziamento diretto all'apprendistato di primo livello finalizzato alla qualifica, questo ha sicuramente favorito anche lo sviluppo maggiormente che da noi, che invece è dentro tutto il percorso educativo. Che dire anche quali sono le problematiche ulteriori? Beh, intanto Gianfranco, è un sistema, questo del primo livello, l'apprendistato del primo livello, è un sistema, come dire, multilevel, nel senso che chiama in causa un sistema di governo di rete nazionale, regionale, le imprese, le scuole, gli enti di formazione, le famiglie, le parti sociali, i soggetti intermediari. Ecco, su questo, per esempio, il Ministero ha messo in piedi un tavolo tecnico per l'apprendistato proprio di primo livello, per favorire poi e facilitare nell'insieme delle competenze, nell'integrazione delle competenze, proprio la soluzione dei problemi concreti. Ecco, perché non metterlo in piedi anche a livello regionale, per esempio? Questo è un elemento che butto lì. Perché cosa succede nei fatti? Nei fatti succede che le imprese, le scuole, gli enti di formazione, ci troviamo a volte con dei problemi e non sappiamo dove andare bene a risolverli. Ecco, se ci fosse un contesto dove tutte le competenze sono al tavolo e tutte mirano a creare sviluppo di questo strumento che è sicuramente determinante per l'occupazione dei giovani, beh, forse faremmo qualche salto in più. Ecco, questo è il tema di proposte. Sto arrivando in fondo. L'altra questione centrale riguarda Elena Donazzan, l'assessore, la Regione.
Cioè, attenzione, il sistema di formazione del Veneto è evoluto, io sono entrato ovviamente un bel po' di anni fa e la qualifica era biennale, poi si è passati alla qualifica biennale più la specializzazione facoltativa, i 2+1, poi la qualifica più il diploma, che è l'attuale situazione, anche lì è un 3+1. Se noi vogliamo creare uno zoccolo duro di competenze che serva alle imprese, che le leghi alle imprese attraverso lo strumento, per esempio, dell'apprendistato di primo livello, dovremmo cominciare a pensare in quella filiera ai 4+1, cioè dire la formazione di base è 4 anni, e questo è lo zoccolo duro della formazione, da lì si va a lavorare o si va più in su, e si va fino eventualmente. E gli ITS non è che è necessario che tutte le scuole di formazione abbiano il loro ITS, vanno organizzate a livello territoriale o per settore o mescolando le due cose, quindi creando anche un movimento dei giovani, dei ragazzi che ormai a quell'età si possono spostare. Sono arrivato in fondo dicendo che cosa? Che abbiamo davanti una sfida e nello stesso tempo un'opportunità importante, che è il PNRR anche per il sistema duale. Perché il PNRR ci dice che ci sono 600 milioni per il sistema duale, a patto che noi dal 2021, quindi da adesso fino al 2026, andiamo a aumentare di 180.000 unità i ragazzi e le ragazze che entrano nel sistema. E andranno a conteggiarli uno a uno, perché questa volta non è che facciamo e diciamo insomma ci ha sbagliati, no, se non sono 180.000 non becchiamo i soldi. Questa è la realtà. Quindi, voglio dire, su questo io chiudo dicendo che con lungimiranza, volontà politica, capacità di governance a tutti i livelli e soprattutto senso del bene comune, io credo che possiamo sicuramente farcela, soprattutto nel Veneto. Io vi ringrazio. Grazie Orazio, molto interessanti le riflessioni. Passiamo un po' alle imprese, adesso invito Eugenio Gattolin, che è il direttore regionale di Confcommercio, a portare la sua testimonianza, il suo contributo. Eugenio Gattolin, gli chiedo, un po', visto che rappresenta le imprese del terziario, anche rispetto alla raffigurazione delle modalità di assunzione, quali sono le valutazioni che fanno le imprese del terziario nel momento in cui scelgono una forma di contratto piuttosto che l'altra, quali sono limiti e difetti, con lui parleremo soprattutto dell'apprendistato professionalizzante, quali sono limiti e difetti e pregi dell'apprendistato professionalizzante. E poi gli chiederei una riflessione su due aspetti. Anche a lui, come abbiamo fatto con Orazio, gli chiederei una proposta poi per far crescere l'apprendistato dal punto di vista della sua diffusione, ma gli chiederei anche, visto che è controparte in tanti tavoli, che ruolo può avere anche la contrattazione per favorire e sostenere l'apprendistato. Anche questo era un tema sottolineato prima da Zenorini, e quindi anche come con la contrattazione, la bilateralità presente del nostro territorio può essere uno strumento che favorisce questa forma di lavoro. Grazie. Va bene, grazie a voi, grazie al segretario generale anche Sbarra, all'assessore Donazzan e a Gianfranco Refosco per questo invito. Cerco di essere molto sintetico e andare un po' veloce. Cerco di rispondere un po' alle domande. Partendo da un presupposto, non c'è una competizione interna all'apprendistato, come sembra sia da un punto di vista normativo, o il duale, o professionalizzante, le risorse di qua, non di là, o viceversa a seconda dei contesti, ma sono modalità importanti e integrate per favorire un inserimento qualificato nel sistema del lavoro. Dobbiamo avere sempre presente e chiaro questo, perché quando andiamo a discutere ma è meglio l'apprendistato, no, vanno a integrare diverse forme di approccio per favorire un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. E il contratto di apprendistato professionalizzante, mi occupo prevalentemente su questo, è un contratto che sicuramente viene scelto dalle imprese perché ha dei vantaggi economici, dei vantaggi significativi, ma ci sono anche altri strumenti, anche altri contratti che anche negli anni passati hanno quasi cercato di
di creare una sorta di competizione interna, penso ai contratti di formazione e lavoro, tutele crescenti, via, che avevano più o meno le stesse caratteristiche dal punto di vista delle agevolazioni economiche. Come mai il contratto di apprendistato, nonostante questo, diventa ancora il primo strumento per l'inserimento al lavoro dei giovani come modello, diciamo, d'azione? Perché ha anche altre componenti che sono impegnative da una parte ma anche educative dall'altra, per cui anche il fatto della gradualità del percorso è una scelta intelligente. E per quanto riguarda, ed è veramente un contratto da questo punto di vista innovativo, e per parlare di innovatività, visto che sono qui a Verona, dove i salesiani sono molto importanti, con cui ho avuto grandissimi rapporti, vi leggo questo contratto che è stato fatto l'8 febbraio del 1852, sono 6 righe. Contratto di apprendistaggio Don Bosco. Obbliga i padroni a impiegare i giovani apprendisti solo nel loro mestiere e non come servitori e sguatteri. Chiede che le correzioni siano fatte solo a parole e non con le percosse. Si preoccupa della salute, del riposo festivo e delle ferie annuali. Esige uno stipendio progressivo perché il terzo e ultimo anno di apprendistato è in pratica un anno di vero lavoro. Per cui le fonti del diritto sono molto ampie, diciamo, è un contratto innovativo, ma noi stiamo ripercorrendo questo modello importante che nel tempo ha riconosciuto la propria validità e la propria forza. È un contratto a tempo indeterminato, perché bisogna sommarlo insieme all'altro per certi aspetti. È un contratto a tempo indeterminato perché quando la persona viene assunta bisogna giustificare perché il soggetto non continua e dare motivazioni e verificare se è stata fatta da parte anche del datore di lavoro tutte quelle azioni che doveva svolgere il piano formativo interno, la formazione trasversale e quant'altro. La formazione interna, che è un aspetto molto importante, che è stato anche sempre richiesto, soprattutto dal mondo artigiano, ma che è ancora di più nel sistema del terziario, perché non ci sono o sono poche i percorsi scolastici che abilitano ad attività tipiche del sistema terziario. Per cui la formazione interna acquisisce un'importanza ancora maggiore, perché si arriva molto spesso da percorsi diversi che hanno altra natura e che richiedono un accompagnamento. Ed è questo elemento importante su cui si basa anche l'attrattività, almeno nel nostro sistema dell'apprendistato. Non a caso quasi il 50% degli apprendisti provengono dal sistema del terziario, ed è questo l'elemento su cui in questi anni, almeno in questi 10 anni in cui opero all'interno del sistema Confcommercio, abbiamo sviluppato molta attenzione, molto tentativo anche di educazione. Forse si lavorava un po' meglio qualche anno fa, quando era più rigido l'aspetto del piano formativo. È un paradosso che lo dica come rappresentanza dei datori, però è importante perché questo educa da una parte l'imprenditore ad accompagnare la persona e ad impostare anche un modello di lavoro che preveda questa gradualità. E questo modello di piano formativo, di accompagnamento interno al mondo del contesto lavorativo è utile perché serve anche per gli altri lavoratori, per le altre persone che lavorano, per cui per noi ha un effetto molto importante, perché aiuta l'imprenditore a guardare con una logica più di programmatoria la manutenzione delle competenze, non solo delle competenze delle persone, non solo di chi arriva, ma anche di chi è presente in azienda. E questo è determinante per lo sviluppo dell'impresa. Oggi, soprattutto in un mondo di piccole imprese, dove quando si sceglie di inserire una persona c'era già bisogno forse qualche mese prima, è molto difficile poter trovare tempo e spazio per poterlo accompagnare, ma oggi si è visto come questo sia un'arma vincente e anche un'arma di attrattività su cui dovremmo lavorare con molta più attenzione. Tra l'altro l'occasione dell'apprendistato è quello di aiutare insieme con gli altri apprendistati a non dividere, non separare la cultura tra scuola e lavoro, non ragionare a termini a mo' di cassetti, per cui adesso faccio la scuola, chiudo, entro, faccio la formazione, chiudo, rientro, vado al lavoro, chiudo, rientro. Oggi è talmente compenetrato che fin dall'origine si inizia a ragionare in termini di percorsi verso il lavoro, in un contesto scolastico, in un contesto di IFTS, in un contesto di lavoro preciso o nel mondo dell'università. Per cui questi sono elementi sicuramente importanti. Quali sono i limiti? Velocemente. Allora, abbiamo detto che è un contratto innovativo perché mette insieme le due parti. È un contratto a causa mista, per cui abbiamo
l'obbligo della retribuzione, dell'inquadramento progressivo e via via, dal lato della formazione. Ecco, dal mio punto di vista c'è stata una scarsa attenzione dalla parte delle parti sociali, di tutti, rispetto al tema formazione. E anzi, per certi aspetti, sembra quasi che vi sia una lettura punitiva all'interno del dialogo tra le parti rispetto al fatto hai una convenienza economica, ti punisco perché devi comunque fare la formazione. Non diventa un vantaggio ulteriore, hai una convenienza economica che è diretta e indiretta perché ti aiuto a fare i piani formativi interno e ti sostengo con un costo ancora pubblico la formazione trasversale, perché la persona che entra in un contesto lavorativo è una persona a tutto tondo, dove gli elementi non solo di competenza, non sono solo quelli tecnici, che tra l'altro sono spesso velocemente obsoleti, ma sono anche quegli aspetti di carattere trasversale che sembrano un po' buttati lì, ma che sono sostenuti pesantissimamente anche dall'Unione Europea, anche dalla nostra programmazione stessa regionale, per cui gli elementi che aiutano a imparare facendo, a guardare, ad essere creativo, a essere veloce nell'apprendere anche ciò che ancora non appare nel proprio contesto e ad saper essere curioso. Tra l'altro sono gli elementi che caratterizzano molti dei nostri giovani che si fermano, tra virgolette, all'estero, troppi, perché hanno questi elementi di competenza rispetto ai più bravi per certi aspetti tedeschi, americani e quant'altro. Questo è un elemento, discutendo molte volte con tanti ragazzi o figli insomma, che viaggiano un po' per il mondo, viaggiavano, adesso qualcuno spero si fermi, e molti di loro sono restati perché erano apprezzati all'interno del contesto lavorativo di carattere estremamente tecnico proprio per questa capacità di connessione, di creatività, di mettere insieme dei pezzi e di riuscire anche a creare una relazione positiva con gli altri colleghi. Ecco, io direi che questo aspetto punitivo deve essere cambiato da questo punto di vista e deve essere presentato con forza, tenendo presente tra l'altro che altro elemento è dato dall'offerta disomogenea a livello nazionale. Ci sono alcune regioni e una in particolare, la regione Veneto, che è un elemento di eccellenza da questo punto di vista. Quasi tutti gli apprendisti comunque vengono coinvolti, nel bene o nel male, coinvolti nel processo formativo, in un incontro esterno all'azienda. Altri hanno ridotto questo tipo di impegno, ma proprio oggi, proprio in questi anni in cui siamo impegnati a cercare di sviluppare una formazione continua nelle persone per poter adeguare continuamente competenze, abilità, come mai questo elemento il soggetto pubblico non lo valorizza in termini adeguati? Questo è un po' una perplessità. Non è un caso che forse il maggior numero di apprendisti presenti in Veneto sono anche il maggior numero di apprendisti formati e sono anche il numero più alto in termini proporzionali di contratti che vengono realizzati nella nostra regione. Se mettiamo in proporzione con gli abitanti, il Veneto è sicuramente il primo in assoluto da questo punto di vista. I pregi, come abbiamo detto, riguardano un po' il fatto che inseriscono in maniera regolare i giovani nel mondo del lavoro. Oggi più che mai abbiamo il dovere di inserire in maniera corretta. Non so se avranno le pensioni. Allora, continuare con tirocini, noi stessi siamo molto attenti a questo, continuare con forme precarie, questo non va bene né per l'azienda né per la persona. Allora dovremmo avere il coraggio di stimolare, e stiamo facendo, ma senza neanche tante difficoltà, a chiedere alle imprese di inserire e di programmare questo mutuo, tra virgolette, su cui investono, perché che pagheranno in tot anni, magari qualche volta anticipato perché deve andare da un'altra parte il ragazzo, la persona, ma comunque è un impegno e di conseguenza di fronte a un impegno è importante che l'impresa programmi per poter motivare ed essere attrattivi rispetto al mondo giovanile. Oggi con il problema rilevantissimo che abbiamo demografico, perché tutti stiamo parlando di sviluppo, PNRR, soldi, via, ma con chi faremo il ritorno di questo investimento? Con quante persone? Con quali forze di lavoro? Ecco, per questo non possiamo non pensare anche a questo elemento. Allora, il problema demografico e il problema anche della crescita culturale delle imprese comporta che
l'apprendistato diventa uno strumento che deve essere potenziato, perché abitua ad essere inserito in maniera regolare, come diceva Don Bosco, alle ferie, alla domenica, alla messa, riesce a avere tutti i suoi... Allora, questo è un elemento sicuramente importante su cui... è anche corretto, perché da un punto di vista dell'inserimento in azienda ha un inserimento progressivo, per cui è accolto anche con maggior favore dall'impresa. Una progressività economica, ma anche di impegno che richiede di responsabilità rispetto al lavoro. Per cui noi diciamo che questo modello ancora è veramente innovativo e deve essere valorizzato in tutti i suoi campi, proprio perché sia la formazione interna che la formazione trasversale aiutano le imprese proprio a crescere ed a programmare anche la propria attività e a ragionare in termini più strutturati e più strutturali per essere attrattivi e per essere più competitivi nel mercato. Come favorire rispetto alla contrattazione? In primo luogo adeguare le tipologie dei profili, per cui per rendere attrattivo come contrattazione, ed è in corso anche nel sistema terziario in questo periodo proprio un dialogo tra le parti. Penso che questo sia un punto importante, quello di adeguare i profili in modo tale da poter renderlo chiaro, preciso e funzionale rispetto all'impresa, ma anche rispetto al giovane, tenendo presente comunque che non potremmo fare una grande casistica completa, perché se ci dicono fra pochi anni ci saranno il 70, 50, 30, ognuno si inventa i dati, però sicuramente avremo nuovi lavori, è difficile andare a creare un processo codificato, però andiamo a innovare almeno gli elementi interni. L'altro elemento riguarda ampliare, per renderlo attrattivo, ma per rendere anche più solido il rapporto con l'impresa, anche le tutele. E sto pensando a tutto il tema del welfare, proprio perché abbiamo detto prima, questi giovani dove andranno, quali sono gli strumenti che saremmo in grado di fornire, ragionare sul welfare diventa elemento importante. E qua su questo l'assessore è stato veramente anticipato molto i tempi, proprio con una legge proprio sul welfare, per poter valorizzare gli strumenti di welfare, diventa un elemento sicuramente importante e forte su cui lavorare. Noi abbiamo una grande, come sistema terziario, anche un fondo che condividiamo, Fonte, ecco, riuscire a capire come può essere fin dall'origine il giovane inserito anche all'interno di un sistema di previdenza che lo possa tutelare, penso questo sia un dovere oltre che un diritto. Dall'altro, come bilateralità, abbiamo visto che il lavoro svolto ha permesso di passare dai 9.000 apprendisti formati ai 30.000 di questi anni, attraverso un lavoro fatto veramente a tre parti, da una parte sindacale, datoriale e la regione, e su questo abbiamo creato un meccanismo, uno strumento molto importante. Allora è importante riuscire a sfruttare appieno questa opportunità di avere 30.000 giovani che escono dall'azienda durante l'orario di lavoro per acquisire altra attività formativa. Dovremo perfezionare le modalità, sicuramente anche i contenuti, ma io penso che questa sia una strada da proseguire con molta forza e con molta attenzione. Quali sono gli impegni che possiamo porre per renderlo più attrattivo? Farlo conoscere in maniera più chiara. Rivedendo un pochino i contenuti anche formativi, ma sicuramente dare maggiore informazione da una parte agli imprenditori, ma voi anche come sindacato da parte dei lavori, per capire, per evidenziare veramente la bontà di questo strumento e l'efficacia, perché viene incontro veramente alle esigenze di un mondo che richiede un processo di cambiamento, una capacità di azione continua, dove l'unica certezza è l'incertezza, per cui in questo contesto dobbiamo prepararci continuamente, non solo alle conoscenze tecniche che saranno obsolete a volte in tempi abbastanza rapidi, ma anche a quegli altri elementi che compongono l'essere lavoratore innovativo. Ultimo aspetto, è anche uno strumento per certi aspetti che può intervenire in una grande criticità che stiamo vivendo in questa fase, che è la poca crescita di nuove imprese, di nuova vera imprenditorialità. A volte da questi strumenti, da queste opportunità di lavoro che i giovani riescono a cogliere all'interno delle imprese, nascono anche nuove opportunità imprenditoriali, e su questo possiamo lavorare congiuntamente. Grazie. Grazie Eugenio, molte riflessioni molto stimolanti.
E invito adesso William Beozzo, che è il presidente di Confapi Veneto. A Beozzo chiedo, con lui vorremmo parlare più dell'apprendistato di terzo livello, quello diciamo di alta formazione e di ricerca, provando anche a capire qui chi rappresenta le imprese. No, prima di tutto William la domanda, ma le imprese conoscono l'apprendistato di terzo livello, cioè sono a conoscenza di come funziona, quali possono essere le opportunità? Seconda domanda, le imprese, la piccola e media impresa, industria veneta, è pronta a entrare in rapporto con l'università, con l'ITS per adottare l'apprendistato di terzo livello? E poi anche a te le domande che facevo prima a Gattolin, cioè come la contrattazione può implementare questa forma contrattuale e quali altre proposte possono esserci per farlo crescere. Ecco, diciamo che qui sull'apprendistato di terzo livello è un'esperienza oggi veramente di nicchia e quindi si tratta di capire se riusciamo a diffondere molto l'opportunità che questa forma di assunzione permette alle imprese. Grazie William. Grazie a voi, ringrazio il segretario De Fosco Gianfranco per l'invito, mi fa molto piacere come Confapi Veneto partecipare oggi a questo convegno. Porto i saluti del mio presidente nazionale Maurizio Casasco al segretario Sbarra, che ci siamo sentiti, che sapeva che oggi ero qua, e quindi anche da parte sua è un orgoglio insomma avere una sua rappresentanza su argomenti così importanti per le nostre imprese. Ma io dico che insomma chi mi ha preceduto ha fatto una parte importante tecnica e di storia dell'apprendistato della nostra regione. Da imprenditore veneto sono orgoglioso e contento di lavorare in una regione dove a confronto di altre regioni siamo strutturati molto bene sia a livello formazione, perché abbiamo la parte dell'assessorato alla formazione, quindi l'assessorato Donazan con la sua parte tecnica, vedevo prima che c'era in sala anche il dottor Romano, quindi siamo diciamo in una botte di ferro. La formazione, l'alta formazione, i numeri parlano che gli ITS in questo momento non sono ancora quel mezzo e quello strumento che le imprese adottano, ma non lo adottano perché non lo conoscono. Il lavoro che deve fare la Confapi e il mandato che io ho preso, perché sono stato eletto il 6 di settembre di quest'anno, è proprio lavorare per divulgare anche nel mondo dell'impresa questo nuovo metodo che noi riteniamo che sia fondamentale per avere quel passaggio generazionale all'interno delle aziende per la parte dei nostri collaboratori che oggi è fortemente a rischio. Perché noi in tutti questi anni abbiamo lavorato, abbiamo pensato ai passaggi generazionali tra imprenditori e tra le guide aziendali, ma non ci siamo dimenticati forse che le nostre competenze e le nostre maestranze a un certo punto della loro vita dovevano andare via, e quindi noi stiamo perdendo delle competenze importanti, cioè persone che all'interno del contesto aziendale sono 40 anni che lavorano con noi e sono da 40 anni che hanno fatto diventare grandi le nostre aziende, e qua noi non abbiamo avuto la capacità negli anni, non tutti, di investire su questo passaggio, e sicuramente gli ITS sono un mezzo per poterci dare la forza di cambiamento e quindi avere questi nuovi collaboratori che entrano e che sono formati sulle esigenze dell'impresa. I percorsi degli ITS sui territori, noi siamo fortunati che in Veneto ci sono 8 comparti, l'ultimo che deve nascere è quello sul digitale, l'Accademia Digitale, dove Confapi, grazie anche all'assessore Donazan, è partecipe e protagonista su questa iniziativa, quindi noi crediamo molto su questo mezzo. Mi collego anche a quello che sentivo all'inizio parlare da chi mi ha preceduto. Noi dobbiamo coinvolgere i consulenti del lavoro, sono fondamentali, quindi la consulente è parte attiva in questo processo di cambiamento e di innovazione del mondo del lavoro, perché sono loro, diciamo, il primo contatto che l'imprenditore ha. E quindi se noi formiamo la parte della consulenza riusciamo a avere, diciamo,
un partner vicino che ci aiuta a far capire anche all'impresa e ai ragazzi e tutto il contesto che gli ITS sono fondamentali, perché la Regione crede moltissimo, noi crediamo moltissimo ed è un mezzo che va sicuramente sviluppato, perché i numeri sono oggi molto bassi, ma sono molto bassi perché manca la conoscenza. Quindi l'investimento su questo deve essere notevole. Cioè, io diciamo il mio ruolo oggi è più un ruolo politico che tecnico dal mondo dell'impresa. Oggi noi siamo in forte sofferenza per quanto riguarda le maestranze. Quindi veniamo fuori da una pandemia che ci ha fermato, che ci ha fatto rivedere un mondo del lavoro diverso, con delle regole diverse, e devo anche essere onesto e dire che il Veneto ha reagito molto bene, perché i numeri del PIL del Veneto oggi ci danno come prima regione in Italia nella ripresa. Ma noi stiamo vivendo oggi la mancanza di competenze e delle maestranze, la mancanza di materia prima, e tutto questo messo insieme ci può creare un rallentamento notevole. Quindi non abbiamo tempo davanti per poter creare quello che è il nostro futuro. L'altra cosa che sentivo e che è collegato anche alla formazione è sempre il discorso di questa formazione di apprendistato di alto livello, e mi collego a chi mi ha preceduto. L'impresa deve avere il coraggio di dare dignità a chi viene a lavorare da noi, se vogliamo che i ragazzi si fermino a lavorare in Italia. Cioè, non si può più avere tirocinanti a 600 euro e che si devono pagare il viaggio, andare e mangiare a destra e a sinistra. Bisogna trovare una formula diversa, bisogna lavorare e essere consapevoli che se noi abbiamo la capacità di trattenere i giovani nelle nostre aziende e far conoscere le nostre aziende, perché molto spesso, anche facendo orientamento scolastico ai ragazzi delle terze medie, non si capisce il valore che oggi hanno le nostre imprese. Anche io sono metalmeccanico e quindi si pensa che il ragazzo che viene a lavorare in un'azienda metalmeccanica ha la tuta sporca di olio, quando noi abbiamo delle competenze di eccellenza e molto spesso i nostri tecnici lavorano con i camici bianchi e devono essere dei programmatori, quindi la macchina non la guardano neanche più, la devono solo saper gestire, e per fare questo abbiamo bisogno di formazione e competenze. Dobbiamo anche lavorare sulla mentalità dell'imprenditore, cioè far capire che la formazione non è perdita di tempo, perché molto spesso anche con gli accordi bilaterali, con i fondi, noi abbiamo il fondo FAPI di formazione dove lavoriamo moltissimo sulla formazione anche aziendale, e molto spesso per convincere l'imprenditore a fare formazione specifica su quello che è si fa fatica perché si vede sempre la formazione come una perdita di tempo, soprattutto se siamo in fase operativa importante come adesso. Dopo cosa c'è da dire? Noi insomma, si parlava prima dei contratti a livello nazionale. Noi abbiamo la fortuna di avere 13 contratti a livello nazionale con accordi bilaterali con la Triade, quindi diciamo questo ci permette di lavorare anche su quello che è la formazione. Dobbiamo investire sull'università. Noi abbiamo un'ottima collaborazione con le territoriali di Padova e di Venezia, perché nei due complessi le nostre territoriali stanno facendo degli ottimi lavori di formazione con le due università. Dobbiamo sviluppare tanto, c'è tanto lavoro da fare. Bisogna veramente lavorare, io sentivo prima parlare sulla cultura dell'impresa, bisogna veramente cambiare cultura, e penso che non abbiamo tanto tempo perché il mondo è cambiato, la pandemia ci ha fatto vedere determinate cose che magari non ci rendevamo conto, ma io penso che da qua al 2050 noi dovremo essere veloci a fare dei cambiamenti. La pandemia ci ha segnato che molte attività che avevamo portato all'estero, quindi per non avere quella formazione specifica e per avere sempre quel costo minore sulla manodopera, ci siamo resi conto forse oggi con la pandemia che certe competenze era necessario averle qua e svilupparle con le nostre scuole e creare quello che riguarda la formazione nostra interna, perché noi oggi manchiamo veramente tanto. Posso dire, io vengo dalla zona di Bassano e Vicenza, insomma la parte anche del contesto orafo.
abbiamo un contesto orafo che ha sofferto tanto, che sta riprendendo tanto, non ci sono scuole che riescono a formare. L'edilizia, un mezzo trainante che con il 110 ha mosso veramente dei numeri importanti. La Regione sta investendo con ETS sull'edilizia, sull'alta formazione anche là. Noi stiamo cercando di creare quelle condizioni di conoscenza e informazione con le imprese. Non è semplice. Dobbiamo riempire le sale di imprenditori, dobbiamo coinvolgere il sindacato, dobbiamo coinvolgere la Regione e cominciare a essere degli ambasciatori per poter continuare a divulgare questo messaggio dell'alta formazione. Il concetto è proprio, comunque è sempre quello. Io sentivo prima i numeri dei ragazzi che vanno via. L'unica materia prima che noi abbiamo sono i giovani, sono le nostre imprese. Noi abbiamo un territorio dove il 98% delle imprese sono micro, piccole, e quindi il nostro tessuto è 0-20. Se noi non riusciamo a trattenere questi giovani, questi ragazzi con della formazione specifica e dargli dei giusti valori anche economici all'interno dei nostri contesti, la vedo difficile avere un futuro ed essere ancora, diciamo, una locomotiva trainante per il nostro Paese, perché senza il ricambio generazionale all'interno delle nostre aziende non ci saranno aziende. L'altro dato è che diceva prima chi mi ha preceduto, il direttore della Confcommercio, mancano nuove imprese. E io ritengo che anche i percorsi di alta formazione come gli ITS, stimolati in un passaggio aziendale, possono essere quel mezzo e quello strumento che consentono a nuove idee imprenditoriali di nascere. Perché io ho avuto l'esperienza di conoscere dei percorsi e ritengo che sono dei percorsi importanti di altissimo valore formativo, dove sia il ragazzo ma anche l'impresa deve investire e ci deve credere. Chiudo. Cosa dobbiamo fare? Tanto lavoro, tanta buona volontà. Stiamo organizzando, grazie anche al mio segretario regionale, il dottor Zanon, stiamo organizzando degli incontri sui territori veneti, stimolando la formazione, stimolando il cambiamento anche di cultura su quello che riguarda l'ITS. Stiamo coinvolgendo a livello provinciale i consulenti del lavoro. Mi ha dato uno stimolo prima parlando di alzare il tiro, parlando a livello regionale e coinvolgendolo in modo da fare un progetto univoco su tutti i livelli, perché io dico che qua dobbiamo veramente creare delle condizioni e fare un gioco di squadra che permetta ai vari livelli, primo, secondo, terzo, quello che vogliamo, permettere ai nostri giovani di avere una dignità lavorativa all'interno delle nostre aziende, e questo Paese deve avere un futuro, e l'unico futuro è investire sui giovani. Altro futuro io non lo vedo, ed è una cosa importante che noi dobbiamo avere. Penso che la mia generazione, la generazione degli imprenditori della mia età, hanno una grandissima responsabilità, e questo noi dobbiamo farlo capire, dobbiamo crescere insieme. Da parte di Confapi Veneto c'è tutta la disponibilità a lavorare con la CISL, con i tavoli, con la Regione, quindi io, come ho sempre detto a Gianfranco, che conosco da diversi anni, abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme su diverse situazioni, c'è tutta la massima disponibilità per creare le condizioni per dare un futuro ai nostri giovani e per poter inserire dietro un percorso di alta formazione come gli ITS manodopera di alto livello con le eccellenze delle imprese che noi oggi abbiamo. Ecco, questo era un po' il senso. Grazie a tutti. Grazie. Grazie William Beozzo. Sono molti gli stimoli che sono emersi, Assessore Donazzano. Ci sono anche tanti stimoli, intanto il riconoscimento di un lavoro comune fatto in questo territorio da parte di tutti, e poi alcuni stimoli interessanti sia rispetto, per esempio Zenorini parlava di questo tavolo tecnico per quello che riguarda l'apprendistato, Gattolin parlava anche di questo forte lavoro, no, da rafforzare, da rilanciare rispetto anche alla cultura delle imprese, di sempre di più lavorare perché la formazione venga vista come un necessario contenuto da svolgere dentro alle imprese, e anche Beozzo poi alla fine citava questo elemento di forte necessità di collaborazione dentro al territorio. Quindi
La riflessione che ti propongo è questa, no? Noi ragionavamo su alcuni dati all'inizio, su questo peso dell'apprendistato che abbiamo capito è il risultato di un grande lavoro, non va sminuito, però sarebbe interessante anche lanciare un messaggio, diamoci un obiettivo da qui al 2025 che le assunzioni per apprendistato diventino il 25% rispetto alle modalità di assunzione dei giovani, no? Quindi proviamo a darci anche degli obiettivi, mi pare che anche le parti datoriali, gli enti formativi ci siano su questo, noi come sindacato naturalmente ci siamo e quindi è possibile pensare a un obiettivo di questo tipo e come, no? Come metterlo in campo. Prego. Grazie, innanzitutto grazie per la vostra presenza anche quest'anno, perché lo dico al vostro segretario generale, la CISL è stata il primo e diciamo quello con maggiore attenzione a venire qui a Job e fare i momenti di riflessione che non sono solo un momento in cui cerchiamo di scambiarci delle opinioni, ma come adesso mi ha ben sfidata anche Gianfranco, proprio quello di darci degli obiettivi. Abbiamo sempre cercato di misurare le cose e quindi la valutazione di quello che abbiamo fatto nel percorso fino a qui, oggi, sul tema dell'apprendistato, rappresenta realmente una volontà di dargli una accelerazione. Non so se sarà il 25%, Gianfranco, però certamente dobbiamo poterlo aumentare in modo significativo, per le ragioni che avete detto. Peraltro nel tuo darmi la parola hai sintetizzato massimamente 3 passaggi dei 3 interventi che sono esattamente quelli che mi ero appuntata io. Segno di una cultura della condivisione che è nelle cose vere, cioè anche questo continuo confronto tra noi, e lo dico sempre per informare chi ci ascolta, per dirlo anche a un importante sindacato nella sua figura apicale che ci onora oggi della presenza, ma qui nei momenti anche molto difficili della pandemia noi abbiamo deciso tutto insieme. È una assunzione di responsabilità questa, non una delega per cui nessuno sa decidere. Noi invece abbiamo preso decisioni, le abbiamo prese in modo anche molto convinto, molto forte. È una forma culturale, quella della condivisione, che risponde a una domanda che stamattina un ragazzo, non so se qualcuno tra voi era all'inaugurazione, in una inaugurazione fatta in modo diverso, dove a moderare l'incontro, a dare la parola erano 2 studenti che hanno fatto la maturità l'anno scorso, quindi se volete un po' i più sfortunati, perché si sono fatti il 4º anno tutto a casa e il 5º a metà tra casa e una presenza che era a singhiozzo. Quindi quella generazione lì, quei ragazzi lì saranno testimoni di un fatto diciamo decisamente storico, straordinario, speriamo straordinario, ma certamente le loro riflessioni sono molto in spirito di verità, cioè ci hanno posto delle domande che erano anche molto forti. La domanda più significativa che io riporto qui, perché qui ho la risposta anche, si rivolge all'imprenditore che era seduto a quel tavolo dell'inaugurazione e dice noi crediamo che che un imprenditore abbia un progetto esistenziale, usando questi termini, che è esattamente la sua impresa e che per essere utile a tutti deve condividere con il progetto esistenziale del suo lavoratore. Guardate che, pensateci bene, c'è tutto un programma di governo lì dentro, perché hai l'ascolto che devi a quella persona, il suo percorso personale, le sue aspettative, le sue attitudini, la sua attesa, che non è una forzatura la condivisione nello stare dentro un'impresa, ma è il dialogo, il confronto con quell'imprenditore che si riconosce essere stato capace così tanto di sfidare le proprie aspettative, le proprie attese, da volere una qualità della vita che qui, in termini di risposta, ho come comunità, cioè un territorio. E l'ho detto stamattina e lo ripeto a noi, proprio anche per la presenza del segretario generale. L'Italia è straordinariamente bella e diversa, diversificata direi. Noi dobbiamo sforzarci di avere un quadro di riferimento nazionale
e una capacità di declinare le risposte sui territori. Nella sala di là ho detto più o meno questo, perché poi non è che cambio uditorio e cambio idee, no? Cioè, non sarei una squilibrata innanzitutto. Di là ho detto più o meno, parlando di duale, quindi in questo caso principalmente rivolto all'apprendistato di primo livello, ho detto non si può impedire a chi corre veloce di farlo perché mettiamo delle regole, dei legacci che ci impongono di andare alla velocità di chi corre meno. E dobbiamo invece avere la forza, questa è una nazione, dobbiamo avere la forza di prendere quello che di buono è accaduto qui e tendere la mano e provare a dire guarda che se fai così magari funziona anche per te. Allora il compito del sindacato, che è fortemente nazionale, è questo, cioè quello di prendere il meglio, se posso permettermi un suggerimento, di prendere il meglio di quello che abbiamo, ma vale per l'associazione di categoria, per tutte le associazioni di categoria, vale per le libere professioni, perché sono stati chiamati ed evocati i consulenti di lavoro, ma abbiamo Sartore che è sempre stato seduto a tutti i tavoli con noi nell'assumere le decisioni, non nel delegare la risposta. Quello che noi dobbiamo fare è prendere ciò che di meglio c'è e se c'è di meglio da qualche altra parte provare a capire perché qui non funziona. Allora bomba, perché poi questo è un ragionamento di un assessore regionale che ama la sua nazione e la vorrebbe far volare esattamente per un attimo, come stiamo cercando di fare noi con questo modello di lavoro. Una forte condivisione del progetto esistenziale, perché poi qui siamo tutti decisori e classe dirigente. Quando voi vi rapportate, dico al sindacato, con le aziende nelle quali voi rappresentate, qualche cosa o qualcuno, quando l'associazione datoriale deve rappresentare gli interessi della propria categoria, quando il preside, il direttore di una scuola o di un'associazione deve sapere che sta rappresentando gli interessi specifici. Se tu lo lasci all'interesse specifico, non esiste neanche contrattazione. Ecco perché la forza qui con la CISL in questi anni e anche su questo punto, nel momento della difficoltà siamo stati in grado di reagire, ma oggi è un tempo formidabile per le decisioni di progettazione di dove vogliamo andare. Allora, la cultura della formazione e del lavoro insieme, ce l'ha ricordato Gattolin, è straordinariamente antica e bella, perché parte esattamente del progetto esistenziale di una persona. Voglio realizzarmi, lo faccio meglio nella mia prospettiva di vita e quindi di lavoro. Non perché noi siamo nati per lavorare, ma perché per vivere dobbiamo lavorare. E questo in un momento in cui passano anche altri messaggi, perché se non troviamo anche molti lavoratori è perché si preferisce stare a casa con una garanzia di Stato, che alle volte pare più una droga che non un elemento per farli entrare nel mondo del lavoro. Io credo invece che sia altamente educativo l'accompagnamento verso il lavoro attraverso lo strumento principale, quel contratto, nelle sue declinazioni. Che cosa va perfezionato? Perché indubbiamente la percentuale non è altissima, ma non è neanche così bassa. Non correggerò mai Orazio Zenorini perché ha fatto un intervento magnifico. I numeri sono un pochino migliori nell'anno 2021-22, però è vero che noi dobbiamo verticalizzare la formazione professionale, perché se 50 anni fa era sufficiente la licenza media, se 20 anni fa era sufficiente un diploma, oggi hai bisogno di qualcos'altro. È così, è il mondo che cammina, non è che... Quindi dobbiamo adeguarci, anzi, dobbiamo fare in modo che questo tipo di percorso, alla luce della denatalità, e siccome facemmo forse 3 anni fa, proprio con la CISL, un convegno qui sui lavori che sarebbero scomparsi e sulla non preoccupazione di invece di dover aumentare le competenze perché quel carico di lavoro che una volta veniva fatto da numero X sarebbe stato fatto da X meno meno. È questo che noi dobbiamo fare quando pensiamo a cosa serve entrare nel mondo del lavoro attraverso il contratto di apprendistato. Seconda questione. L'apprendistato non può sembrare il pronto uso perché
io mi sarei un pochino, perché ormai sono vecchia del mestiere, stancata del titolo di giornale, cerco ma non trovo, la scuola non forma e tutte queste robe qua, perché poi le facciamo a momenti così altalenanti. Il pronto uso non esiste, mi serve alto, biondo con gli occhi azzurri, devi avere una capacità di respiro. L'Italia non ha una politica sulla natalità e la maternità è scaricata sui costi dell'impresa. Ma dove vogliamo andare? E poi ci svegliamo stamattina e diciamo mi mancano i lavoratori. Non è mi mancano i lavoratori, rischiamo che ci manchi completamente la vita e la storia. E allora il contratto di apprendistato oggi è un modo per velocizzare bene l'incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro nel modo più opportuno, cioè accompagnati. È un sistema di territorio. Terza questione. Abbiamo strumenti, dicevo, formidabili oggi, ma non si parla molto dell'apprendistato dentro quegli strumenti. Questo ce lo siamo detti con Gianfranco. L'apprendistato, che in Veneto è molto richiamato come attenzione, anche come scelta, tanto che le parti sociali mi invitano a correggere la programmazione prossima, quindi i programmi regionali con i fondi sociali europeo, per mettere più lì. Io lo farò perché questa è la richiesta del territorio, ma dico che questo è un tema che va affrontato anche molto di più a livello nazionale, perché oggi garanzia GOL, garanzia per la cooperatività dei lavoratori, il piano nazionale per il piano nuove competenze e lo specifico sul PNRR duale, PNRR duale sostanzialmente è apprendistato a primo livello, tutto il resto più o meno non c'è. Se riteniamo che questo sia il contratto principe su cui vogliamo portare la transizione verso il mondo del lavoro, lo dobbiamo dire tutti insieme, perché altrimenti ce lo diciamo tra di noi, ma insomma non va tanto bene. E invece io credo che questo debba proprio essere. E allora quei numeri lì, quelli per cui il Refosco diventa, cioè, la sfida anche veneta, è una sfida nazionale, è una sfida dell'entrata nel mondo del lavoro trasparente, lo diceva Gattolin, no? Se tu fai un contratto di questo tipo, sfidi anche il territorio, sfidi a un contratto corretto, sfidi all'impegno reciproco, sfidi alla responsabilità degli altri soggetti che concorrono, perché è un contratto a causa mista e perché deve essere giustamente accompagnato. L'ultima però considerazione la faccio su una bella provocazione che ha fatto Gattolin, cioè è punitivo. Io vado per aziende, questo l'ho detto anche quando le parti mi hanno chiesto ma no, perché non aumenti le risorse su, caro assessore, sull'apprendistato? Ci credi tanto, lo dici a parole. E io dico, non è che trovo proprio le imprese che mi corrono dietro e mi dicono quanto gli manca che il loro lavoratore faccia l'apprendistato, anzi mi rispondono, ho da lavorare, ve la faccio in italiano perché di solito me la dicono in veneto, devono lavorare, me li portano via per andare a perdere tempo. Cioè peso che punitivo, lo dico così, è considerato inutile, non si può considerare inutile la formazione, perché invece dobbiamo dire esattamente il contrario. Allora, siccome lo crediamo, il tema finale è per me assessore regionale del Veneto, che ha la fortuna di avere il progetto esistenziale condiviso, c'è tanta convergenza in questo tra di noi. Decidiamo addirittura di spostare le risorse togliendole di fatto alla formazione continua, quindi alle imprese, cioè volendo, no? Perché decidiamo che invece sull'apprendistato si deve fare di più e meglio, che investiamo nella formazione dei giovani perché quella colonna che vi ha indicato Zenorini è per noi la strada principale che porta il contratto principe per entrare nel mondo del lavoro. E allora l'ultimo tassello è proprio quello della condivisione di tutto il territorio, cioè di tutti gli attori. E questo vuol dire anche pensare che il pronto uso ha già in sé, in nuce, la prospettiva futura, perché lì dentro dobbiamo fare più consapevolezza di che cos'è, cosa è importante, quanto è importante la contrattazione, quanto è importante l'allocazione delle risorse per il tuo futuro lavorativo, cioè banalmente si parla, sommariamente parliamo di welfare in questo, ma guardate che è una consapevolezza che manca totalmente.
E anche lì il rischio del pronto uso è: mi serve domani mattina che venga a lavorare. Dobbiamo fare velocemente tante ore di lavoro. I poveri imprenditori oggi, con quello che sta accadendo di materie prime, di costi energetici e di incertezza, come fanno? Allora la condivisione, il fatto che ci debbano essere anche welfare territoriale di comunità di accompagnamento, è figlia della grande contrattazione. Lo dico così come nota di colore, di costume, e chiudo perché così ringrazio la CISL. Nella ultima avvertenza delicatissima, ma ormai è andata all'onore della cronaca, quindi non disvelo nulla, l'Ideal Standard, io ringrazio Nicola Brancher, che è uno dei vostri, faccio anche nome e cognome perché secondo me mi pare una bella roba, perché ha deciso che nella discussione con questa multinazionale, al di là dei contenuti di quell'accordo che abbiamo sottoscritto, vi dovesse essere la prospettiva del lavoro, non solo, che pur c'è stata, la tutela estrema, passiva del lavoratore. Ha a che fare anche con questo approccio che noi abbiamo rispetto a rendere l'apprendistato, sì, perché lì dentro gli abbiamo messo politiche attive, abbiamo messo l'accompagnamento dei lavoratori dentro il perimetro, fuori dal perimetro, a seconda di quello che sarà, con una prospettiva però industriale. Allora vedete come il sindacato anche, nell'ultimo periodo di sicuro, si è molto sostituito, lo dico, si è anche molto sostituito ad un atteggiamento invece molto proattivo che avrebbe dovuto nella testa essere di qualcun altro. Questo è l'incontro, che poi passa dalla cultura anche di mettere al centro delle nostre scelte di quale contrattazione proprio quella dell'apprendistato. Grazie. Grazie Assessore davvero per le risposte, ma soprattutto per gli stimoli che qui c'è un gioco diciamo dialettico, no? In cui politica regionale, parti sociali regionali si stimolano reciprocamente e mi pare che ci siano anche dei risultati positivi che ne emergono da questo punto di vista, quindi davvero grazie. A Luigi Sbarra la parola, è emerso molto il tema del ruolo delle parti sociali che hanno una grande responsabilità, il rappresentante degli enti formativi parlava del ruolo della contrattazione anche per spingere l'apprendistato, le associazioni datoriali qui presenti oggi danno un segnale molto chiaro anche su quella che deve essere la cultura del lavoro e i passi in avanti che devono fare le imprese, la cultura dell'impresa. E quindi, come dire, abbiamo ancora una responsabilità ancora più grande. Ecco, quindi io lascerei a te per concludere, chiedendo a tutti poi alla fine dell'intervento di Luigi di fermarsi perché abbiamo un fuori programma finale di 10 minuti che sarebbe bello chiudere tutti insieme. Sì, di nuovo buon pomeriggio. Dirò poche cose perché penso che ci sia poco veramente da aggiungere, almeno su questo tema dell'apprendistato che è stato sviscerato, è stato indagato in tutte le sue molteplicità e io penso che qui siete veramente avanti. Mi permetto di dire che vedo molto ritardo in giro nella dimensione nazionale. Diceva bene l'assessore Donazzan quando dice il livello nazionale dovrebbe costruire una visione, un progetto di medio-lungo periodo da declinare poi a livello regionale e locale, ma noi abbiamo anche un altro compito, quello di far tesoro delle buone pratiche che vengono avanti nei territori a livello regionale, cercando di moltiplicarli, di emularli, di diffonderli a livello nazionale, diversamente non ne usciamo. Bella l'iniziativa, grazie a Gianfranco, grazie a CISL Veneto per averla pensata, ideata, organizzata, grazie ai nostri graditissimi ospiti, all'assessore Donazzan, perché penso che oggi parlare di apprendistato significa riprendere in maniera più intelligente tutta la discussione sulle riforme anche del lavoro. Vedo molta attenzione giusta, sia chiaro, sul tema delle politiche passive. Stiamo portando a casa, dopo un confronto che è durato molti mesi al Ministero del Lavoro, questa ipotesi di cambiamento, di riforma
del sistema degli ammortizzatori sociali in una dimensione più solidaristica, universale, differenziata, mutualistica, assicurativa, inclusiva, anche nel tentativo di semplificare il sistema, cosa buona e giusta. Ma io penso che la vera sfida oggi è quella di aprire il dossier sulle vere politiche attive e sulla formazione. Noi ci giochiamo l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, almeno sulla parte legata al capitale umano, alle risorse del lavoro, se introduciamo elementi di forte innovazione. E l'apprendistato io lo considero una tipologia che incrocia più di altre 3 almeno grandi questioni centrali. La prima è quella che aiuta e agevola un percorso di vera inclusione dei giovani nel circuito produttivo. La seconda è che favorisce quanto più possibile stabilità e qualità occupazionale, e la terza grande opportunità che è una misura che determina un forte investimento sulla formazione e sulle competenze. Quello di cui oggi ha bisogno il mercato del lavoro, i nostri giovani e anche il sistema industriale e produttivo. Ecco perché noi continuiamo a sostenere che un apprendistato più veloce, semplificato, potenziato nella componente formativa è una vera pietra angolare di queste sfide, ed è importante valorizzare questo cammino che deve aiutarci a portare ad una vera promozione del lavoro. Cos'è che ha ostacolato e continua ad ostacolare, mi permetto di dire, una crescita forte dell'apprendistato in questi anni? Il fatto che ci sono state altre misure che si sono mosse in competizione, in sovrapposizione, non per demonizzare, ma noi non possiamo andare avanti con i tirocini, con gli stage o con continui incentivi sotto il profilo anche della decontribuzione della partita fiscale ad altre tipologie contrattuali. Io penso che noi dobbiamo interpretare il vero valore che può avere questo strumento, anche per realizzare un collegamento più forte e necessario in questo Paese tra scuola e lavoro. Molte volte evochiamo il modello tedesco, ma qui i 2 mondi continuano, ahimè, ad essere separati, distanti. Non c'è convergenza, non c'è coordinamento, non c'è cooperazione. L'apprendistato potrebbe determinare questa spinta in avanti, soprattutto per ragazze e ragazzi che hanno subito e continuano a subire gli effetti di inerzie decennali, ripeto, sulle politiche attive, sulla formazione e anche su questioni legate alla mancata crescita della produttività. Parliamoci chiaro, noi ci portiamo dietro da troppo lungo tempo anche tare storiche di mancate riforme, di mancati investimenti, soprattutto sul tema dell'innovazione, delle tecnologie, che hanno determinato anche una bassa crescita di produttività che si è un pochino rivelata come un ostacolo formidabile dell'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Oggi abbiamo questa opportunità straordinaria di risorse che possiamo impegnare, penso quelle pure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella missione 5 abbiamo da spendere tante risorse nei prossimi 4-5 anni. C'è sicuramente il tema delle politiche attive, c'è il tema di goal, c'è l'investimento sull'apprendistato, c'è il tema del fondo nuove competenze. Io penso che oggi possiamo essere ad un bivio solo se ciascuno esercita sino in fondo la propria responsabilità. Un forte investimento sui percorsi formativi, l'inserimento anche di figure di facilitatori del rapporto tra scuola, università, impresa, territorio, un potenziamento degli incentivi ai datori di lavoro che utilizzano lo strumento dell'apprendistato, con una semplificazione delle procedure. Gianfranco indicava i dati a livello regionale.
mi pare che il dato nazionale, anche se le ultime rilevazioni sono un po' datate, 2017 e 2018, noi abbiamo quasi 500.000 di contratti di apprendistato a livello nazionale, con una netta prevalenza dell'apprendistato professionalizzante rispetto all'apprendistato duale. A livello nazionale si stima che siamo intorno al 97,5% di apprendistato professionalizzante. Ecco, io penso che noi lo dovremmo valorizzare. Molte volte nelle nostre riunioni sento anche in ambienti datoriali, ma noi dovremmo rispolverare il vecchio contratto di formazione lavoro, ma il contratto di apprendistato è questo sostanzialmente, fortemente incentivato sotto il profilo della contribuzione, ti consente di andare giù anche di qualche inquadramento contrattuale, realizzi l'obiettivo duplice di costruire una condizione di vero aggancio tra attività formative e attività lavorativa, mettendo al centro e a valore la formazione, l'investimento, la crescita delle competenze, soddisfando in questo modo la sete che le imprese hanno, soprattutto in questo periodo, in questa fase di ripartenza, di trovare qualifiche e competenze necessarie anche a questa fase di cambiamento e di trasformazione. Quindi un forte impegno per valorizzare tutto questo. Non mi pare ci sia molto da adeguare sotto il profilo legislativo, ma solo di applicare tutto ciò che abbiamo scritto, rafforzandolo nella dimensione regionale ed adottandolo, armonizzandolo alle specificità. Vedo invece molto da fare, un recupero straordinario che abbiamo come parti sociali, impegnando meglio e diffusamente la leva della contrattazione. Questo sì, noi dobbiamo ripensare tutto questo, fare un grande investimento, perché si tratta anche di capovolgere, fatemelo dire, un po' la cultura lavoristica di questo Paese. Spostare lo sguardo della contrattazione dalle tutele del posto di lavoro alla tutela della persona nel mercato del lavoro. Non voglio alimentare polemiche, però ancora sento ripetere qualche collega sindacalista che ci dice che dobbiamo rialzare la bandiera anacronistica dell'articolo 18 e della reintegra. Per me oggi il vero articolo 18 si chiama investimento da fare sulla formazione e sulla crescita delle competenze. Se vogliamo salvare le persone nel mercato del lavoro, questo è il nuovo articolo 18 oggi, per la vita delle persone e soprattutto per come avviciniamo i giovani al mercato del lavoro. Fare un grande, potente investimento sulle politiche attive, che significa prendersi carico delle persone, orientarle, aiutarle nella prospettiva di inserirsi nel mercato del lavoro. E l'apprendistato io lo continuo a ritenere lo strumento principe di questo processo di avvicinamento dei giovani, degli uomini e delle donne al mercato del lavoro, nella prospettiva di un nuovo incontro, di un nuovo incrocio tra saperi, tra scuola, mercato del lavoro. Penso che oggi questa è la nostra sfida. Quindi discutere sì di politiche passive, ma mettere a tema come costruiamo una visione e un rilancio vero delle politiche attive per il lavoro, facendo le cose che sapete, con un grande intervento sui centri per l'impiego, che hanno necessità di persone, di tecnologie, di strumenti. Incredibile sta storia, tutti riconosciamo che i centri per l'impiego vanno rafforzati nella componente delle risorse umane, perché non riescono ad attivare nemmeno il 3% di incrocio lavorativo per la vita delle persone. Però è dal 2019 che la legge di stabilità aveva assicurato risorse da assumere nei centri per l'impiego, 11.600, ricordo, unità lavorative, poche le regioni che hanno fatto. Noi dobbiamo rafforzare
la struttura dei servizi per l'impiego, dei centri per l'impiego, raccordarli con quanto di buono è venuto avanti in questi anni nel privato, penso alle aziende, alle agenzie per il lavoro, costruire una vera grande banca dati e creare condizioni di maggiore integrazione tra scuola, sistema universitario, formazione professionale accreditata, enti bilaterali, ITS. Questo oggi serve in una dimensione di innovazione e di modernizzazione delle opportunità di crescita, di sviluppo e anche di ricerca di nuova occupazione. Vedo con molto interesse che il Ministro del Lavoro comincia a riflettere e a ragionare su questa partita. Il tema dell'apprendistato comincia ad essere argomento interessante nelle stanze del Ministero del Lavoro. Come CISL ci crediamo e lo rafforzeremo. Stiamo quasi chiudendo in queste ore un protocollo quadro tra Ministero del Lavoro, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali per la regolazione del lavoro agile, dello smart working, per dargli un'impronta più marcata, strutturale, per evitare ritorni indietro. Noi dobbiamo valorizzare quanto di buono è venuto avanti, soprattutto in questi mesi di emergenza sanitaria, però dobbiamo portare lo smart working nel perimetro della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale. Sino ad oggi c'è stato un utilizzo in chiave emergenziale. Quello che abbiamo visto non è lavoro agile, non è smart working, è stato un lavoro delocalizzato, come se in nome dell'emergenza uno avesse spostato la stanza del proprio ufficio o la postazione della propria azienda a casa propria. Smart working è altro, è responsabilità, è autonomia, è affidamento, è lavorare per obiettivi, è aiutare la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, e soprattutto è alternare la prestazione lavorativa tra lavoro in presenza e lavoro a distanza. Quando si fa tutto da casa o tutto in presenza non è lavoro agile. Io penso che su questo schema è possibile, come chiudiamo questa intesa, aprire il dossier nazionale per discutere e valorizzare questa esperienza dell'apprendistato che continuiamo a ritenere assolutamente centrale e importante nella nuova dimensione anche del rilancio delle politiche a favore dell'occupazione, soprattutto per i giovani e per le donne. Costruire, in una parola, una nuova alleanza per l'occupazione. Sindacato, associazioni datoriali, governo nazionale, sistemi istituzionali locali. Penso che questo è il lavoro che dobbiamo fare insieme. Quando sentivo parlare di quel giovane che ha fatto, assessore, quella domanda all'imprenditore, mi veniva in mente che per noi quel modello si chiama partecipazione, si chiama condivisione. Io penso che mai come in questo momento il Paese dovrebbe mettere a tema la sfida della partecipazione, una fase vera nuova di riconciliazione tra capitale e lavoro, tra responsabilità, tra impresa e lavoratori, facendo di questo e della prospettiva della democrazia economica uno dei tratti essenziali di questo processo di ricostruzione e di rilancio del nostro Paese, ridando protagonismo alle parti sociali e al rapporto tra parti sociali e livelli istituzionali. A me preoccupa, i miei amici, i miei colleghi della CISL noiosamente me lo sentono ripetere spesso, a me preoccupa, Assessore, questo venticello che si alza da ambienti di governo e del Parlamento, che tende ad ogni piè sospinto di invadere il campo dell'autonomia negoziale e contrattuale, ricorrendo sempre ossessivamente alla legge e solo alla legge. Legge sul salario minimo, legge per ridurre l'orario di lavoro, legge sulla rappresentanza, legge per regolare i causali, proroghe, rinnovi del tempo determinato, legge sullo smart working. La legge deve fare un passo indietro,
perché queste sono materie che vanno lasciate al libero scambio nell'esercizio dell'autonomia negoziale e contrattuale delle parti sociali, e questa è la storia delle relazioni sindacali e contrattuali in questo Paese. Noi abbiamo 70 anni di esperienza, e a chi ci viene a predicare in queste ore che noi dovremmo fare il salario minimo per legge, dobbiamo spiegare che l'Italia in Europa è quello che ha un patrimonio incredibile, strutturato, di relazioni sindacali e contrattuali. Noi non abbiamo bisogno di salario minimo per legge, abbiamo bisogno di altro, di come combattiamo la precarietà e il lavoro povero, e il lavoro povero non lo contratti, non lo risolvi con 9 euro di compenso orario lordo per legge. Il lavoro povero lo combatti se a quelle persone intrappolate nel part-time involontario gli fai fare più ore di lavoro, se gli applichi contratti maggiormente e comparativamente rappresentativi. Queste sono le battaglie che noi dobbiamo fare. Non invadere lo spazio dell'autonomia negoziale e contrattuale con la legge. Io difendo questa nostra prerogativa, questo nostro modello che ha sempre caratterizzato la storia e l'identità della CISL, di considerarsi una vera grande organizzazione con un profilo associativo, con un forte impegno sul tema della contrattazione, della bilateralità, dell'autonomia. Ecco perché penso che su queste cose noi possiamo fare un lavoro comune partendo dalle buone pratiche e dagli avanzamenti che registriamo in molte realtà della comunità nazionale. Il Veneto io lo considero un vero grande laboratorio di innovazione, di pratica positiva, di condivisione, di partecipazione, di responsabilità, di relazioni sindacali autenticamente innovative. Fare questo ci può aiutare oggi che abbiamo, e chiudo, questa grande sfida di dare slancio, di dare valore, di dare visione all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Partire da qui. Oggi è stata una giornata importante perché a Roma si è attivato e si è insediato a Palazzo Chigi il tavolo di partenariato con le parti sociali sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è frutto della nostra sollecitazione al Governo, della nostra elaborazione, perché la Commissione europea aveva indicato ai governi solo un obbligo, quello di consultare, punto, le parti sociali sul Recovery Fund e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo chiesto e ottenuto dal Governo che in un decreto si scrivesse nero su bianco che le forze sociali, le parti sociali devono partecipare attivamente al processo di attuazione e di accompagnamento del Piano Nazionale di Ripresa nei prossimi 4-5 anni, tanto nella dimensione nazionale quanto nella dimensione regionale e locale, consapevoli che una parte consistente dei 222 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà messa a terra a livello locale, quindi noi vogliamo partecipare anche a livello regionale, a livello comunale, a livello provinciale, perché siamo interessati a cogliere le ricadute nascenti dall'utilizzo di questa massa imponente di risorse sotto il profilo economico, sociale, produttivo e occupazionale. Nessuna delega in bianco, ma invece tanta condivisione, tanta governance partecipata, perché siamo interessati a seguire il cronoprogramma dei tempi, siamo interessati a capire se le risorse vengono impegnate su qualità della spesa, ancorate a principi di trasparenza e di legalità, e anche per affermare una nostra rivendicazione. Chiunque azienda pubblica o privata si avvicinerà per mettere le mani o chiedere incentivi e stanziamenti delle risorse che arrivano dalla Unione Europea deve obbligarsi su alcune condizionalità, quali incrementi di occupazione netta per giovani e donne, quante risorse si investono sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, atteso che dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue,
questo continuo bollettino di guerra, ogni mese perdono la vita nei luoghi di lavoro 100 persone, uomini e donne. E poi vogliamo che le aziende si impegnino ad applicare i contratti maggiormente rappresentativi. Troppo dumping salariale, troppa negazione di diritti alle persone, troppa competizione sleale anche tra le stesse imprese. Ecco perché pensiamo che la sfida che abbiamo davanti a noi con l'utilizzo delle risorse da spendere nei prossimi 5 mesi è una sfida enorme che noi dobbiamo vivere in maniera responsabile per aiutare il processo di ricostruzione e di rilancio del Paese. Se vogliamo contrastare le diseguaglianze, combattere la povertà, se vogliamo unire questo Paese, oggi ci sono tutte le condizioni per farlo. Tutto ci mancherà nei prossimi anni tranne che le risorse. Ne avremo da spendere quasi 500 di miliardi, perché non ci sono solo le risorse del recovery, ma saremo chiamati a riprogrammare il nuovo settennio dei fondi comunitari 21-27, c'è da spendere il pacco di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, auspichiamo che la Commissione europea rifinanzi il Fondo SURE per sostenere politiche attive, politiche passive, formazione, progetti di rimodulazione dell'orario di lavoro. Ecco, abbiamo una grande, straordinaria opportunità che vogliamo cogliere e condividere insieme. Meno ideologia, meno antagonismi, meno estremismi e massimalismi e più responsabilità, che è il tratto che abbiamo messo in campo in queste settimane anche con la mobilitazione per cambiare e modificare in meglio una legge di stabilità che presenta luci e ombre, ma lo vogliamo fare con una mobilitazione responsabile, costruttiva, necessaria per aprire dialogo e confronto col Governo e col Parlamento. Quindi a me fa veramente piacere vedere che in Veneto state lavorando insieme, le idee chiare ci sono, avete una visione, avete una strategia, da parte nostra ogni utile sostegno e incoraggiamento ad andare avanti in questo cammino, su questo percorso, perché le cose sono queste da fare per l'interesse generale. Grazie e buon lavoro. Bene, grazie a Gigi. Come dicevo, c'è un fuori programma finale, naturalmente trarremo spunto da questa riflessione per rilanciare il nostro impegno a favore della diffusione dell'apprendistato, sia nei tavoli regionali, nelle alleanze con tutti i soggetti, ma anche con la contrattazione a livello aziendale. Allora, l'anno scorso il Job Orienta si è svolto a distanza, noi abbiamo voluto esserci anche l'anno scorso, avevamo presentato proprio alla fine del nostro convegno un video fatto con i nostri giovani che parlava del sindacato della CISL. Questo video nel corso di quest'anno ha partecipato a alcuni concorsi internazionali e è stato anche premiato in due contest stranieri e quindi ci ha dato grande soddisfazione e quindi vorremmo, proprio per recuperare il job a distanza dell'anno scorso, proiettarlo in chiusura di questo convegno. Abbiamo presenti anche poi molti dei protagonisti di questo video che poi inviteremo per una foto finale insieme. Quindi chiedo alla regia di mandare in onda il video. Capita spesso di sentirmi dire il sindacato non serve a niente e questa cosa a me fa arrabbiare. Io sono un caso del tutto particolare, credo, unico. Caratterialmente sono una persona altruista. Nel senso che io volevo fare sindacalista fino da quando ero bambino. Quando i miei amici hanno saputo che lavoravo per il sindacato mi hanno chiesto ma che lavoro è?
un'associazione che difende i lavoratori. Non ci ho mai avuto a che fare e penso organizzi anche degli scioperi. Dai libri di storia, il sindacato Difende i diritti dei lavoratori. penso sia anche un'associazione che aiuta i cittadini a compilare delle carte per il governo. I miei professori hanno scioperato varie volte. Figlio di operaio, siamo 4 fratelli. Mio papà lavorava all'aperto e quindi tornava soprattutto d'estate sgrondante di sudore. Ricordo l'acqua e limone che gli preparavo quando ero bambino, quando tornava. L'ho sentita forte la fatica di essere figlio di operaio e con altri fratelli. Un senso, se vogliamo, anche di giustizia mi ha portato a essere affascinato dai movimenti collettivi, cioè dalla lotta comune per raggiungere un obiettivo. Ho fatto giurisprudenza per questo. Vedo che i giovani spingono più sul sindacato come se ne ho bisogno mi avvicino al sindacato. Il sindacato risolve i problemi e basta. Non è vero, il sindacato accompagna. Fare gruppo tra queste persone e fare in modo che queste persone si uniscano per trovare poi un ideale collettivo, un'idea, una soluzione, è la cosa che da rappresentante sindacale mi rende più orgoglioso di qualsiasi altra cosa. Il sindacato è uno dei pochi spazi che oggi abbiamo per confrontarci. È il valore aggiunto che io do non solo alla mia azienda, ma al gruppo di persone che sono riuscito a creare, a mettere insieme. E fornire quante più informazioni possibili, perché è solo così che il sindacato può esprimere la propria vitalità. Mi iscrivo al sindacato non perché ho, ma perché so. Questo che deve fare, secondo me, la differenza. Il mio ambiente di lavoro è quello ferroviario, delle stazioni, dei treni, dei binari. E iscriversi al sindacato è un nostro diritto. Ciò che mi ha spinto a iscrivermi era sicuramente la voglia di avere maggiori tutele nel mio ambiente di lavoro, ci fa interagire con l'azienda in maniera migliore e partecipare alla vita lavorativa in una maniera diversa e più consapevole. Io quando sono venuta a lavorare qui mi hanno detto che c'era la CISL, sono subito iscritta. Poi dopo un anno mi è stato chiesto da un'altra delegata sindacale di esserlo pure io, perché in me vedeva delle caratteristiche, delle caratteristiche. Non si ha la cultura del lavoro una volta che si è a scuola, il lavoro lo si impara solo lavorando e non si ha qualcuno che ti dà la possibilità di capire appena entri che ci sono delle regole, che hai dei diritti, che hai dei doveri. Il sindacato tante volte, soprattutto la CISL, dialoga, negozia, sempre dall'etimologia della parola. Negoziare significa non oziare, cioè andare verso l'altra persona. Alla CISL ho trovato un gruppo di ragazzi con i quali posso condividere tutte le necessità e i bisogni della mia categoria professionale. Ho capito che nel tempo ci sono state delle lotte per dei diritti che si sono ottenuti in modo graduale e che allo stesso tempo in modo altrettanto graduale si sta cercando di reprimere. Quindi io trovo che nella società di oggi, anche se la società va verso una sorta di evoluzione sociale, c'è una devoluzione per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. I ragazzi che arrivano a lavorare non sanno, devi spiegargliela cosa hanno fatto il sindacato nel passato, i nostri predecessori, i nostri nonni, i nostri genitori. Il sindacato era presente solo in poche aziende a quei tempi. Tutte le lotte che hanno fatto, perché prima non c'erano diritti. C'era tutto da costruire in sociale. Ecco. C'era un clima anche sociale. Devo dare atto che in quei tempi lì c'è stato Papa Giovanni, Kennedy, tutti i personaggi che in quegli anni lì hanno creato alternative, che hanno creato un clima che coinvolgeva e ti rapiva all'impegno sociale. La cosa principale era l'unità che c'era. Non il guardare, io sto bene, chi se ne frega.
l'obbligo a impegnarsi affinché questo si avverasse, ecco, se posso dirlo così. Il sindacato è semplicemente l'unione dei lavoratori. Integrazione. Solidarietà. Mettersi insieme, di mettere insieme le idee e le forze di ognuno di noi. Ridistribuzione di diritti e ricchezza. Il sindacato è l'opportunità di ottenere un interesse comune. E io credo che il sindacato sia la vita stessa di un lavoratore. L'impegno. Mi sveglio tutte le mattine con la voglia di dare un contributo. Io credo che il sindacato sia questo. Bene, grazie. Allora io inviterei sul palco le persone, i protagonisti di questo video, perché vorremmo approfittare della presenza del nostro segretario generale per anche un riconoscimento pubblico, e quindi dovrebbero esserci qui Chiara Batti, vi chiedo di venire, di raggiungerci qua, Fabio Valerio, Serena Iacovelli, Achille Pagliaro, Giovanni Battista Possamai e poi 2 ideatori, Fabio Dal Cortivo e Elisa Ponzio. Quindi se venite qui. Allora, gli consegniamo una pergamena, perché insomma questo film che abbiamo fatto un po' l'anno scorso per sostituire l'edizione in presenza in realtà diventa una testimonianza forte dell'azione del sindacato. Lasciatemi dedicare un pensiero a Egidio, il nostro pensionato, che nel frattempo è mancato. La storia, il passato con i valori presenti e futuri che siamo in grado di testimoniare. Bene, quindi lascerei Chiara, ecco, lasciamo al segretario generale consegnare. Grazie Chiara. Elisa. Fabio, aspetta, Fabio Fabio Dal Cortivo, allora così di Fabio. Giovanni Battista. Achille. Serena. Grazie. E ne approfittiamo anche per lasciare un presente a Gigi, perché è stato presente con noi anche la settimana scorsa in Veneto, è presente anche oggi e mi pare che ha dato una bella spinta anche a questo nostro progetto, e per cui ti lasciamo anche... La bella fede. Sì, però questa è personalizzata. Che bello. Grazie a tutte e a tutti e buonasera. Grazie, davvero.